L'autopsia eseguita ieri sui resti del corpo di Alessandro Venieri, il 35enne di Gemona, ucciso, fatto a pezzi e nascosto in un bidone della spazzatura riempito di calce viva, ha dato delle importanti indicazioni, anche se a conclusione dell'esame, eseguito dal patologo indicato dalla procura, Francesca Sinopoli, alla presenza dei consulenti di parte, non avrebbe chiarito in modo inequivocabile alcuni aspetti. Se è stato infatti accertato che la causa del decesso è un arresto cardiocircolatorio, non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato. Lo strangolamento, per il medico legale della procura, sembrerebbe essere la causa, ma su questo punto c'è divergenza con gli esperti della difesa, che avrebbero fatto rilevare l'assenza di segni evidenti sul collo della vittima. Dell'omicidio sono accusati Lorena Venier, la mamma di Alessandro, e la compagna Meilin Castro Monsalvo. Tuttavia, al momento, in attesa del completamento degli esami e del risultato del lavoro dei RIS dei Carabinieri, che per 2 volte sono andati nella villa di Gemona a raccogliere elementi, l'unica ricostruzione del delitto si basa sulle dichiarazioni di Lorena, rese negli interrogatori prima al PM Giorgio Milillo e poi al giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Persico nell'udienza di convalida. Meilin non ha ancora parlato, neanche con i suoi avvocati. Tutte le verifiche che si stanno compiendo in questi giorni, compresa l'analisi del bidone alla ricerca di tracce del DNA di Lorena e Meilin, servono a fornire riscontri utili a confermare il racconto della donna che si autoaccusa e accusa la nuora di aver istigato l'omicidio e poi di averlo commesso insieme. Alessandro, secondo il racconto della mamma, è morto dopo 6 ore di agonia, dopo essere stato sedato con sonniferi. Poi l'insulina iniettata da Lorena e un tentativo di soffocamento con un cuscino andato a vuoto. Infine Meilin lo avrebbe ucciso stringendogli al collo 2 lacci di scarpe. Altro elemento non chiarito è quello del o degli utensili utilizzati per sezionare il cadavere. La rea confessa dice di aver usato un coltello, ma da sola quest'arma non sarebbe stata in grado di tagliare le ossa. Sarebbe stato usato anche un seghetto, sequestrato nel garage di Via dei Lotti, ed è poi spuntata fuori l'ipotesi di un macete acquistato giorni prima online. Smentita dal procuratore aggiunto Claudia Danelon la voce di una pista che porterebbe ad una terza persona, rimbalzata dopo l'autopsia che ha indicato in una mano esperta l'autore dei tagli eseguiti per dividere in 3 pezzi il cadavere: gambe, addome e torace con testa ed arti superiori. Ci vorrà tempo ora per l'esito degli esami tossicologici. Dai RIS, che hanno usato il luminol per cercare tracce di sangue non emerse a occhio nudo, si attende la ricostruzione della scena del delitto, che passa anche attraverso l'analisi del bidone e del materasso che è stato sequestrato.